Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo al quarto appuntamento, siamo a Jerez della Frontera, quinto posto in griglia, raga, vi invito a vedere l'ultima gara e le prime tre gare della seconda stagione in Moto 3 perché proprio per i copyright me li ha segnalati e quindi insomma non si è vista tutta quanta, ecco, insomma siamo visti il primo giorno era online, poi invece tanto offline per i copyright che tanto la donna vaneggia, tanto ragazzi qua c'è il tracciato bagnato ma non piove. È stata una qualifica abbastanza buona, qua siamo già primi raga, in una gara che non è neanche favorevole, però con sta moto veramente si domina a cannone. Si va che è una meraviglia, si gode proprio. Beh, che voglio fare una grande stagione di Moto 30 dalla finestra supera Rosie Miller. Bello, però comunque con gli effetti con il sotto bagnato il sole sono bellissimi. E che possiamo vincere sto mondiale, se non facciamo cappelle, se non scivoliamo può essere nostro il titolo. Andiamo di gran lunga la moto migliore. Stiamo guidando veramente bene per adesso, però ricordiamoci che l'ultimo giro è quello pericoloso. Attento, mamma mia. Leggere sbavature di veneziano. Il primo giro è andato. Dai, che non è neanche una gara iper favorevole, questo tutt'altro. È più importante portare a casa la vittoria qua. Molto good. Piano, qua non l'ho presa benissimo. Avevo un buon vantaggio, abbiamo veramente un bel vantaggio adesso. E la cosa mi piace molto, mi gasa molto, se così si può dire. Io penso che possiamo anche alzare un pochino la difficoltà, se lo possiamo permettere. Perché stiamo veramente massacrando la concorrenza, per quanto in qualifica in realtà ho fatto fatica, ma non so il perché. Infatti sono qualificato, ho fatto un paio di giri per trovare un giro decente. Mamma mia, scodatissima di veneziano. No, sono sorpreso perché questa non è una gara favorevole, vincere così si può tranquillamente aumentare il livello di difficoltà, ma tranquillamente. Andiamo per gradi perché dobbiamo trovare il mix giusto in MotoGP, che è là dove ci gaseremo a cannonissimo. Ok, beh, ok. No, mamma mia. Piccolo rischio qua, però veramente gara iper dominata. Per adesso. E inizia l'ultimo giro. Per questo nuovo talento, ragazzi, italiano. Vuole essere il nuovo Valentino Rossi. No. Parapappapero, attento Come. Eccoci qua, le scodatissime del Come che sta distruggendo la concorrenza. No! Mamma mia che salvataggio, perché avevo una moto migliore, comunque questo conta ragazzi, cioè chiaramente posso permettermi di alzare il livello di difficoltà proprio perché la moto superiore
stiamo umiliando gli avversari. Cioè non è che le gare favorevoli li doppiamo praticamente. Però vabbè, intanto ci portiamo in saccoccia la vittoria, salvo cagatissime di Veneziano, salvo le iper cagatissime, tipo questa, mamma mia, altro erroraccio. Non andare piano adesso perché è vicino Aspar, è vicino. Tanto abbiamo un achievement, ma chi se ne fotte, porca miseria, siamo... È attaccato a noi, no, non la beffa però, grazie. No, il beffone atroce. Diciamo che non vinco con un grande vantaggio sul secondo sugli altri, però sì, un iper vantaggio. Comunque l'ultimo giro la mia moto tende a vaneggiare. Martin, lo York taroccato è dietro e si va a vincere la terza gara in 4 gare. Molto bene. Ok, primo for spagnolo, andiamo a vedere la classifica. Non l'abbiamo persa, ragazzi, andiamo dopo la seconda gara. Raga, nono posto in qualifica, che faccio fatica in qualifica. Comunque ho messo con difficoltà 99 su 120 e vediamo come pompa sta grafica. Vai. Siamo alle mani, finora la stagione da incorniciare, 3 vittorie su 4 gare. Un mondiale fantascientifico per il momento. Vediamo cosa combiniamo qui alle mani. Una curva sempre storica, meravigliosa, attenzione. Qua il cume rischia un po'. Siamo lontani dai guai, va. Ok, abbiamo un mignolo. Con 99 su 120 con fisica reale ci sarà sicuramente, anche se la moto migliore ha sviluppato ancora la tacchetta del motore, sarà sicuramente più lotta, Poi Le Mans comunque una gara buona per il Cume ma non devastante. Siamo sesti per adesso, possiamo sicuramente far meglio, non voglio neanche rischiare, Inizio di gara tranquillo per Veneziano, Mignolo davanti, sesto posto, dal nono, 3 posizioni guadagnate dal via. Vediamo che ci inventiamo. Qua va lungo Veneziano, ai. E mi danno, attenzione, mi danno drive thru, perdo una posizione. Ci riprende la sesta piazza Veneziano a fatica, no, quell'errore costerà tanto purtroppo. Rimaniamo sesti, porca miseria, però meglio così, dai, meglio aumentare la difficoltà, così ci divertiamo di più. Però non sono lontanissimi i primi 5 come 13. Crediamoci. Possiamo recuperare qualche posizione a mio modestissimo parere. Dai Cumendino, dai. L'ultimo giro stanno là Cumendiano, di solito è difficile, quindi se non recupero posizioni qua sarà dura fare l'ultimo giro, però vedremo. Spero di non aver usato troppo con il livello, ma non credo, spero, anche se comunque sto prendendo abbastanza le bombe adesso, Perché i primi sono veramente in fuga, i primi 3 più che altro. Beh dai, neanche tanto, non sono così lontani. No, attento come che già un'attenzione al prossimo drive thru. Come cerca di dare tutto.
Che rischio. No, 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 mamma mia. Rischio penalità qua, rischio penalità per Veneziano. Dai che Mignolo lo possiamo superare. E Mignolo ce lo pappiamo. Con arroganza. E i 5 giri sono l'ideale comunque. Dai, proviamo a fare l'atto mediano. Era un po' sporca però questa, dobbiamo essere sinceri. Ho rischiato ben 2 volte la penalità. No! Mamma mia, poi ho rischiato veramente di andare giù di brutto, Abbiamo davanti Lightyear. Non molla Lightyear. Sono sempre grandi sfide con Lightyear. Mamma mia quanto stiamo rischiando per l'ultimo giro, veramente io avevo le gomme iper consumate ragazzi, ho fatto veramente tutta questa gara. Vediamo se riusciamo a recuperare una posizione su Lightyear, sarà il quanto dura. Niente. Quinto posto, purtroppo le qualifiche hanno pesato, non hanno posto. Ho cercato di recuperare il più possibile, ho recuperato 4 posizioni. Prima gara a livello 99, ci può stare. No, no, che lungo! Non ci credo. Meno male, me la riprendo. Mamma mia, che cagatissima però. Buon quinto posto, dai. Vediamo la classifica, come cosa recita. Mentre i piloti completano il classico giro d'onore, attenzione, Jorge Martin è primo, incredibile, con 7 punti di vantaggio. Porca miseria, qua non... 3 vittorie non bastano in 5 partite. Raga, siamo al Mugello, siamo in casa e arriva la pole position provvisoria. Vai. Vai, vai, pole position provvisoria. Gaston Mazzacane sale al 99esimo posto, scusate, questo ipervaneggio. Prendiamo 2 posizioni dalla griglia, ma adesso dobbiamo volare, voglio la vittoria casalinga. Voglio la 4ª vittoria in 6 gare, che comunque in questo momento non sono neanche primo, incredibile, ma lo Jorge Taroccato sta veramente compiendo un miracolo. Con Canè fuori gioco, incredibile. Però il Mugello è casa nostra, è roba nostra. E con la moto migliore possiamo veramente fare grandissime cose. Mamma mia. Un ipercume, signori. No, lunghissima, l'arrabbiata 2 è sempre maledetta sta curva. Per me. L'unica curva che veramente ho difficoltà al Mugello, la arrabbiata 2. Dai. Dai che il cume sta tornando ai livelli show. Molto bene, dai, questo invece le abbiamo detti 1 e 2. Una curva favorevole. Come è entrato benissimo qua Gianduiotto, mamma mia, mi ha rubato una bella posizione, bravo Gianduiotto. Ai ai ai, si rischia. Non sarà facile vincere. Gianduiotto in forma, quando Gianduiotto in forma sono dolori di solito. Mamma come sta spingendo la moto veneziano. E prova un interno pericolosissimo, ma questo è un sorpasso degno del miglior cume. Eccolo qua il veneziano che vogliamo, freddo, autoritario, devastante. Molto good, molto good.
Mamma mia che rischio qua, rischio incalco. E mettiamoci anche label. Ok. No, attento. Quelle arrabbiate sono veramente arrabbiate, mamma mia. Gianduiotto torna davanti. Bella sfida tra veneziano e Gianduiotto. Sfida italiana sul circuito più famoso italiano delle moto. Uno dei classici della moto. Ok. Devo riuscire a guadagnare tanto qua. Se guadagno tanto qua poi posso fare questa in maniera un po' più arrogante. Ok. E siamo all'ultimo giro, al tipico final lap comendiano. Abbiamo un gran vantaggio su Gianduiotto adesso, cerchiamo di tenerlo. Ma che siamo sotto i 2 secondi, i 2 minuti. Bisogna vincerla questa. La meritiamo noi, cazzo. E se la meritiamo. Che Gianduiotto deve sciogliersi al sole questo cioccolatino. Buono, per carità, non lo nego. Ma non è ai livelli di veneziano. C'è una tensione incalcolabile, veramente. I tifosi aspettando la MotoGP però si gustano una Moto3 incredibile dove c'è questo ragazzone che vuole far sognare i tifosi italiani per il dopo Rossi. Sono le due curve sicuramente più difficili. Eccola qua, ecco l'erroraccio. Mamma mia. Che sfida incredibile. Siamo veramente vicinissimi io e Gianduiotto. No, no, non ci credo. Lo Jorg è taroccato alla fine. Vorrebbe fare tutti, che è primo nel mondo. E me lo ribecco. Mamma mia, quando cerco di prendere il cordolo e volare via. Però è secondo Gianduiotto. E lo Jorg è taroccato. Dai che vado a vincerla, dai che vado a vincerla. Noi la vinciamo, ma Jorg non molla. Lo Jorg è taroccato secondo, ma noi ci becchiamo la sterna, quarta vittoria in 6 gare. La 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 la. Si vince in casa, non bastano 4 vittorie su 6 gare per essere primi nel mondiale, incredibile. In attesa che la regia ci porti al parco chiuso per incontrare i protagonisti della gara. La classifica vede Martin in vantaggio di 2 punti, ma comunque in vantaggio Cabaret, il campione in carica, 2 volte campione. E no, anzi scusate, una volta la prima stagione, la seconda stagione questa è quinto. Raga, un saluto del comandante veneziano, incredibile, 4 vittorie su 6, siamo secondi. Ciao!